Qua. Signore e signori, buongiorno. L'altra volta vi abbiamo mostrato la regia, cioè i due componenti della regia che siamo io e Vito. Oggi invece vi faccio conoscere due componenti dello staff, due componenti molto importanti dello staff. Vieni qua. Avvicinati. Sì, scusami, lo sai, adesso è complicato. Lo devo alzare perché non esageriamo. Dario è lungo. Ciao, tu sei? Io sono Dario Casuccio e all'interno di questa associazione sono il cosiddetto tecnico, povero disgraziato. Di che cosa ti occupi tu? Io mi occupo essenzialmente di gestire la parte tecnica relativa alle luci, ai microfoni, al dover impostare i vari volumi, le cose complicate. Praticamente una chiavica, perché voi dovete capire che durante gli spettacoli succedono sempre problemi. C'è sempre un problema, o chi si spegne, o chi se lo scorda, o la luce che deve fare una cosa e non la fa. E quello che deve salvare la situazione è lui. E quello che deve ricorrere a tutti i santi del purgatorio sono io, sì, purtroppo. Dario però oltre a ciò ci aiuta anche durante le prove, perché è anche assistente alla regia, ci aiuta a gestire tutti gli attori. Diciamo che è un pezzo grosso, guarda. Parecchio grosso, porco cane. Ciao Ederuzza. Ciao, Tu invece chi sei? sono un po' il jolly dell'associazione. Intanto presentati. Piacere, io sono Rizzo Edera, mi presento, sono il presidente dell'associazione e da quest'anno sono anche assistente regia. Sì. E inoltre ogni tanto mi occupo pure delle scenografie, quando capita. Ah, racconta infatti, di che cosa si occupa l'assistente alla regia? Beh, innanzitutto di assistere appunto i registi, perché come sapete dal scorso video gli attori sono tanti, i registi sono soltanto due, purtroppo, sono già tanti, sono già di troppo. E in più ci sono pure gli assistenti che le aiutano a coordinare gli attori. Inoltre ci occupiamo anche dei costumi. Sì, Edera si occupa anche dei costumi, Poi mi occupo, insieme all'altra assistente che vi presenterò un'altra volta quando ci sarà. Mi occupo pure del trucco. Sì, del trucco, delle scenografie. Sì, diciamo che anche lei è un componente importantissimo, anche perché voi dovete capire, sì, noi siamo due registi, ma siamo anche uomini, diciamo anche maschi, diciamo che non ne capiamo niente di trucco e costume. Se non ci fosse lei, sicuramente un puttissimo ieri scena. Grazie e buona giornata. Buona giornata, ci vediamo, vi faccio sapere, dopo vi farò conoscere gli altri componenti della regia e gli attori. Ci vediamo presto.